Prima tra le squadre di maggior lignaggio del Veneto orientale, il Portoguaro si è presentato alla stampa rinnovando le proprie ambizioni. Dopo il secondo posto dello scorso campionato, le tante voci circolate in merito ad un'eventuale fusione con la Fossaltese e quelle di possibili cambi al vertice societario, il Club Granata ha mostrato ai tifosi che a dispetto di tutti non è variato proprio niente. Nemmeno gli obiettivi che alla vigilia del centenario della fondazione puntano sempre e comunque ancora in alto. Confermato alla guida tecnica mister Giancarlo Maggio, il direttore sportivo Giorgio Rizzetto ha costruito una squadra con un certo raziocinio, attorno a 13 elementi protagonisti dello scorso torneo. Le partenze eccellenti hanno riguardato il bomber Sakayeva, finito il Porto Mansuè, ed il fantasista Pivetta. Si sono accasati altrove anche Gurizan, Grotto e Lambert, Teso e Bardella, mentre in riva all'Emene sono sbarcati il giovane portiere Nicola Di Sarro dal Fiume Veneto, il centrale difensivo Enrico Trevisiol dalla Liventina, i centrocampisti Matteo Barbini dall'Arcella Padova, Simone Daneluzzi dalla Fossaltese e l'attaccante Mattia Franzago dal Conegliano, elementi che sulla carta dovrebbero aumentare lo spessore mentale e tecnico del collettivo. All'appello manca ancora un giovane classe 99 e qualora si presenti un'occasione potrebbe arrivare anche una seconda punta. L'inizio della preparazione è stato fissato per il 3 agosto, prima amichevole il 12 agosto a Chions. Allora, squadra si è rinnovata in qualche elemento come dici tu, come insomma è fisiologico. E chiaramente dispiace per i ragazzi che sono andati via perché insomma abbiamo passato 6 mesi insieme bellissimi, quindi io colgo l'occasione anche per salutarli, ringraziarli e gli auguro il meglio. Naturalmente si riparte, la voglia è tanta, forse più di quella passata, gli obiettivi. Mi conosci, faccio fatica a individuare un obiettivo preciso, anche perché da quello che si sente insomma ci sono squadre importanti che potremmo incontrare nel girone, quindi è difficile adesso fare delle previsioni attendibili da questo punto di vista, però l'obiettivo che io mi prefiggo sempre è quello di lavorare con tanta serietà, con tanta voglia e di giocarcela tutte le partite, questo lo posso garantire. Sei soddisfatto della campagna di rafforzamento? Sì, abbiamo fatto una campagna credo mirata nei ruoli dove chiaramente dovevamo sostituire chi andava via. Il gruppo è rimasto solido, che è quello dell'anno scorso, gran parte, quindi io credo e spero che i nuovi non facciano fatica a integrarsi perché è un gruppo, si sa, splendido e quindi sono contento e ho parlato con loro, hanno voglia, hanno le giuste motivazioni e quindi si spera di ricreare il gruppo con la stessa magia dell'anno scorso. Non posso neanche dire facciamo meglio dell'anno scorso, siamo arrivati secondi, quindi sarebbe vincere il campionato. Quest'anno è abbastanza dura perché ci sono 2 compagini che si stanno rinforzando molto, che sono il Treviso e il Porto Mansuè, però noi vogliamo arrivare almeno tra le prime 5 squadre come l'anno scorso, cioè giocarci se è possibile i playoff, ecco, tutto qua. Di cercare comunque di regalare il sogno a questa città. Andrea è il mio sogno perché io sono una persona ambiziosa e arrivare per i 100 anni della storia del Portogruaro in eccellenza sarebbe per me un bel traguardo, ecco. Quindi noi ce la metteremo tutta per arrivare a questo. È chiaro che poi sarà il campo a dire la sua, ecco. Quindi speriamo che il gruppo rimanga e si rafforzi con questi elementi che abbiamo preso, ecco.